Nonostante i dubbi e lo scontento che permangono un po' in tutto il mondo del calcio, Giovanni Malagò è ottimista riguardo la ripresa del campionato, che ormai sembra avere una data stabilita, il 13 giugno. Ma al di là della felicità per la ripartenza, il presidente del CONI non sembra condividere il dibattito che, ultimamente, ha preso sempre più spazio sulle pagine sportive. La sfida tra alcuni medici e il comitato tecnico-scientifico non la capisco, ha affermato ai microfoni di Non è un paese per giovani su Radio 2. Si sta facendo di tutto per ricominciare, per mettere il sistema in condizione di ripartire. E ripartire è l'obiettivo, indipendentemente dal futuro del campionato, perché, come ha ricordato il presidente del CONI, per sapere poi quante chance ci sono che il campionato finisca, bisogna avere la palla di vetro. È il vero rischio. Indipendentemente dal futuro, comunque secondo Malagò, al 99% la Serie A ripartirà il 13 giugno. Kostas Manolas è costretto allo stop fino a nuovo ordine. Ieri il difensore del Napoli durante un allenamento aveva accusato un fastidio muscolare alla gamba destra e gli esami hanno evidenziato una distrazione alla coscia. Ad annunciarlo è il club partenopeo sul proprio sito ufficiale, dove si legge: Kostas Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore azzurro si era infortunato ieri durante l'allenamento individuale facoltativo svolto al training center. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. La stampa catalana ha pochi dubbi. Miralem Pjanic aspetta soltanto che Juventus e Barcellona trovino la quadra. Il centrocampista bosniaco avrebbe una buona sintonia con il club blaugrana, tanto che il giocatore avrebbe dato un sì di massima, ma l'operazione andrà in porto eventualmente solo come scambio. I catalani non vogliono mettere mano al portafoglio. Un'idea potrebbe essere quella di un trasferimento di Arthur a Torino, ma il 23enne brasiliano ha detto chiaramente di voler restare a Barcellona. Si parla anche di Rakitic, Vidal e Sergi Roberto. Il Barcellona invece preferirebbe liberarsi dei calciatori con gli ingaggi più alti. La trattativa comunque va avanti. Solo Ter Stegen, Messi e De Jong vengono considerati incedibili. Pjanic dal canto suo avrebbe fatto sapere alla Juventus di volersi muovere solo per i colori blaugrana, chiedendo alla società di fare tutto il possibile affinché l'operazione vada in porto. Carlos Sainz correrà con la scuderia Ferrari nelle stagioni 2021 e 2022. Dopo solo 2 giorni dall'addio di Sebastian Vettel, la scuderia di Maranello comunica il nuovo pilota. Sarà lo spagnolo attualmente in forza alla McLaren ad affiancare Charles Leclerc. Per lui un contratto biennale. A dare il benvenuto è il team principal Mattia Binotto, che dice: "Sono felice di poter annunciare che Carlos entrerà a far parte della scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021. Con già 5 campionati alle spalle, ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia." Le prime parole di Sainz sono invece: "Sono molto felice di avere l'opportunità di correre per la scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l'ora di tornare a gareggiare in questa stagione."